Notando che da Letta a Renzi alla Meloni a Calenda un grido di attacchi e di polemiche, a volte mi viene voglia di dire: ma chi me la fa fare? Io passo 2 giorni con i miei figli e con i miei genitori e tenetevi le vostre polemiche, tenetevi la vostra guerra. Il gelo dal governo, le critiche degli alleati, prima tra tutti Giorgia Meloni, ma soprattutto l'isolamento all'interno del partito, la Lega. Il viaggio a Mosca annunciato dal segretario Matteo Salvini, una trasferta che doveva concretizzarsi a breve, è al momento congelato. Per ora nessun confronto diretto con il presidente Vladimir Putin per parlare del conflitto in Ucraina, un'intenzione che aveva destato lo stupore di tutti, compresi i compagni di partito. Luca Zaia evita di entrare nel merito davanti a fatti che non conosco, non esprimo considerazioni, dice, e poi aggiunge. A prescindere dalle notizie e dal fatto che Salvini vada o non vada a Mosca, noi dobbiamo fare in modo che questo periodo che intercorre tra l'inizio della guerra e la fine della guerra sia ridotto al massimo. Spero che si arrivi a un armistizio, spero che si arrivi alla pace, visto considerato che ogni istante che passa fa perdere la vita a persone in Ucraina, e spero anche che vinca il linguaggio della diplomazia sulle prove muscolari. Da Padova l'ex premier Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, liquida il caso con poche parole e un'espressione che già dice tutto. Salvini ha i suoi desideri, per carità. Chi infila il coltello nella piaga senza esitazione è il senatore del PD Andrea Ferrazzi, che dopo aver elencato i trascorsi tra Salvini e Putin bolla così l'idea del leader leghista. Sarebbe un tentativo assolutamente, come dire, improbabile, come giustamente ha detto il Ministro della Difesa, e noi ci aspettiamo che un leader di un partito che appoggia il governo Draghi, ragioni con il governo per trovare questa volta sì una soluzione che non sia propaganda chiacchiericcio. Quindi qui non servono propaganda, non servono sciocchezze, qui serve serietà e bisogna trovare la soluzione per portare la pace davvero radicata in base al diritto internazionale.